questi sono i calchi. Voi sapete, lo dico per qualcuno che non lo sapete, nel 1860 il sovrintendente di Pompei ebbe un'intuizione. Visto che quando facevano gli scavi trovavano dei vuoti nella terra compatta, intuì che quei vuoti erano i vuoti lasciati dalla corruzione dei corpi. E quindi, iniettando gesso al di dentro di questi vuoti, riuscì ad ottenere queste straordinarie figure colte nell'attimo della morte. Non sono mummie, non sono resti composti, sono resti scomposti nell'attimo estremo dell'abbandono della vita. Questa è addirittura una famiglia, padre e madre, il figlioletto, vedete che cerca di proteggersi, eccetera. Faccio un'osservazione da architetto. Di lì a qualche anno si sarebbe inventato il cemento armato. Un Fiorelli ingegnere immaginò che colando cemento liquido in una cassaforma e poi levando la cassaforma rimaneva la forma della cassaforma. Quindi è un procedimento molto, molto interessante. Ecco, questo è lo schizzo di concezione dell'interno della piramide, dove qui sono rapidamente annotati i calchi, li vedete qui in basso. È una sorta di aula circolare. Qui c'è nella volta un grosso foro e qui ricompare il celeste raggio. Cioè ho voluto creare una sorta di gemellaggio tra la sala D'altra parte questa piramide è esattamente 20 per 20 e 20 per 20 è l'ingombro dello scalone da cui si accede al Salone della Meridiana. Quindi questo è idealmente collocabile in continuità con il Salone della Meridiana. Però qui c'è un'altra cosa, vale a dire che io ho preso la decisione di montare tutte le foto, invece che nel soggiorno della palazzina lì, eccetera, di montarli sul perimetro circolare di questa sorta di... Eccola qua, la pianta, la sezione e qui il montaggio delle foto che circondano. I calchi sono messi in una sorta di fossa, una fossa di 80 centimetri, si circola attorno, quindi si entra, si circola e poi si esce nuovamente. La piramide è uno strano solido perché consente uno spazio generosissimo nella sua parte bassa. Naturalmente poi lo spazio si riduce rapidamente e quindi si è potuto ottenere uno spazio interno molto generoso in una forma che all'esterno non sembra poterlo contenere. Ecco, questo è un disegno dell'anello che circonda la fossa dei calchi, questo è un dettaglio. E naturalmente mi è stato detto, questa è ARP che ha ispirato questa soluzione. Beh, insomma sì, ARP ha lavorato con queste cose, però già alla fine del Settecento, quando trovavano una serie di frammenti di affreschi e non sapevano montarli insieme, facevano quello che nel mondo di ARP si chiama la legge del caso. Cioè anche alla fine del Settecento prendevano tutti questi frammenti e li montavano in maniera molto creativa, creando in fondo delle opere d'arte autonome rispetto agli affreschi originari. Ecco, il criterio di questa parete, di questo nastro, è stato dettato dal pasticcio pompeiano e non dagli esempi dell'arte contemporanea. Questo significa che l'arte è perenne. Quindi il contemporaneo, il moderno, attinge sempre all'antico, c'è poco da fare.
Eccola la piramide al centro dell'anfiteatro. Qui c'è un'altra storia molto divertente, molto spassosa. Vedete, sotto la piramide c'è questo bel elemento sotterraneo, un cunicolo, eccetera, una cloaca minima. Quando io sono entrato nell'anfiteatro ho detto, io conosco abbastanza bene l'architettura romana, so quali sono i principi dell'architettura romana, e ho detto agli archeologi riuniti, là ho detto, sentite, qui sotto all'anfiteatro ci sono i cunicoli. Per l'amor di Dio! Ma che sta dicendo? Lei è impazzito? Non c'è nulla, mai stato nulla. L'anfiteatro di Pompei non ha elementi sotterranei. Naturalmente, quando abbiamo spianato un po' il terreno per impiantare la piramide, è uscito quello che ci doveva essere. Cioè è uscito, diciamo, Roma è impensabile, la Grecia è pensabile senza elementi sotterranei, ma Roma no. Il primo monumento di Roma, correggetemi se sbaglio, è la Cloaca Massima, primo grande monumento romano. Hanno avuto sempre il pallino di scalare sotto, no? Nell'atrio pompeiano la cosa più importante è l'impluvio, altro segno di profondità. Vabbè, disegno della struttura della piramide, giusto? Eccola qui, finalmente silenziosa dopo... Eccola qui. Qui ho voluto fare questo disegno perché la mia piramide è questa qui. Eccola qua. Il rapporto alla piramide di Cheope. Cioè è un bruscolino, è ridicola, è ridicola. Però questo ci insegna due cose, o meglio, in questo disegno c'è un duplice insegnamento, non mio, ma dell'architettura naturalmente, che la potenza di una costruzione non è nelle dimensioni assolute, ma nei rapporti. Rapporti analoghi determinano analoga potenza. Questo è un principio dell'architettura antica. Naturalmente, se io devo costruire nella piana di Giza, devo avere una dimensione conforme, che è quella della piramide di Cheope. Se opero nell'anfiteatro di Pompei, che è piccolino, devo avere come dimensione conforme questo bruscolino. Però il bruscolino dentro l'anfiteatro è potente. Io ho voluto i calchi staccati da terra perché ho voluto che fosse palese il fatto che gli fosse stata levata la cassaforma di terra che li circondava, cioè che fluttuassero nel vuoto. Mi hanno detto che c'è un artista contemporaneo Palladino, Mimmo Palladino, mi hanno detto che lui ha fatto delle cose simili. Vabbè, questo mi compiaccio con Palladino, perché quando si ripresenta un grande tema, eccolo qua. Ecco il celeste raggio, di cui sono molto orgoglioso. Guardate, il momento in cui si è formato è stata un'emozione che ha travolto operai, maestranze, tutti. Ma non avete idea, insomma, il celeste raggio che effetto ha sulla psiche. Naturalmente quando si crea in uno spazio scuro. Ecco, questo è un disegno che ho fatto dopo aver costruito la piramide, quindi non è uno schizzo di architettura, è un bozzetto, eccetera, che io ho, diciamo, messo insieme a questa immagine e adesso scopriamo, come nel gioco delle carte, scopriamo le carte. Eccolo qua. Cioè in questo famoso mosaico pompeiano, tra i più famosi, esiste tutta la grammatica geometrica del mio progetto. Cioè esiste il triangolo, oh mamma mia, esiste, vedete,
la sezione triangolare della piramide è spaventoso perché qui è ferro e legno, così come è stata costruita realmente la piramide, cioè con lamellare e acciaio. Anche questa, vedete, ha delle piastre bullonate di ferro e legno. Poi c'è il teschio, la calotta cranica, che è diciamo, e sotto c'è la ruota con i 6 raggi, che è la matrice circolare della sala. Cioè ci sono i 3 ingredienti geometrici che denotano la grammatica, diciamo, della cosa. Questa è stata una sorpresa, diciamo, a progetto finito, a piramide fatta, che dà tanta consolazione, perché guai se un architetto si accorge di aver inventato ex novo qualcosa, ha fatto una grande sciocchezza, sicuramente. Non faccio nomi e non faccio esempi, perché tra poco soffriremo. Ecco qui, e qui concludo molto rapidamente con un'ultima mostra che è una cosa bizzarra, molto bizzarra, perché solito fatto, devi fare un allestimento sulla mostra di 7 statue colossali del Medio Regno che il Museo di Torino manda a Pompei. Perché? Perché Pompei ha mandato al Museo di Torino tutta la Pompei egiziaca, perché dovete sapere che l'Egitto è stato scoperto in Europa non attraverso la spedizione napoleonica, ma attraverso la scoperta dell'Iseo, cioè del Tempio di Iside a Pompei. Pompei era un avamposto dell'Egitto tolemaico in Italia e quindi si sono trovati tantissimi reperti, incluso il tempio di culto alla dea Iside, a Pompei. Solo che, diciamo, quando queste statue che il museo ha mandato a Pompei erano state realizzate, era in mente dei Troia. Cioè siamo 1300 anni prima di Cristo. Quindi mandare a Pompei delle statue del Medio Regno era uno di quegli insopportabili anacronismi. Quindi bisognava concepire qualcosa che, come dire, ostacolasse. Anche l'anacronismo è una forma del tempo, però è una forma negativa del tempo. Una delle cose più insidiose nell'arte è l'anacronismo. Cioè grandi artisti sono fallimentari, perché l'anacronismo è anche quando si è troppo in anticipo, troppo, oltre che troppo in ritardo. C'è un anacronismo di andata e uno di ritorno. Questo è l'ingresso con questa sorta di logo della mostra. Qui c'è parte della pianta dell'allestimento, vabbè, lo vediamo dopo. Ecco, questa è una delle statue che il museo, graziosamente, il Museo Egizio di Torino ha mandato a Pompei ed io non so se la conoscete, questa è una dea terribile, la dea Sekhmet, ha degli occhi cattivissimi e in Egitto c'era un tempio con 365 di queste statue. Perché ogni giorno si formava una processione lunga 500-600 metri che andava a fare doni e cose eccetera davanti a una delle 365 statue. Quindi ogni giorno una delle 365 statue, affinché questa dea non bloccasse le inondazioni del Nilo e quindi la sopravvivenza stessa dell'Egitto. Era una dea a cui si attribuiva la capacità di creare un disastro ambientale, per dirla con termini odierni. E quindi guardate, io la storia delle 365 statue, noi abbiamo avuto, è agghiacciante, come agghiacciante a Napoli il cimitero delle 366 fosse illuminista di cultura, e l'illuminismo è agghiacciante.
Perché quando c'è la razionalità nelle cose, quando le cose sono dominate dal calcolo, 366 fosse in un cimitero, perché ogni giorno se ne doveva usare una, così qua ogni giorno bisognava ossequiare una delle statue, eccetera. Eccolo qua. Questo allestimento andava fatto in un posto assolutamente improprio, che era quest'ala della palestra grande di Pompei, il cui interno è questo, ecco qua, il porticato. È un enorme common, un enorme prato, con un brutto porticato, molto modesto, torno, 4,5 metri di larghezza, e io dovevo piazzare queste 7 statue qui dentro. Certo, fare un allestimento con 40, quando le statue stanno in effetti qui, cioè noi entriamo e troviamo le statue a qualche metro dal punto di ingresso, però bisognava fare questo lungo rigiro. Ecco, vedete qui la pianta non più, ecco, vedete questo è l'ingresso, quindi così, e qui poi entro finalmente nella siringa espositiva. Questa è la sezione di uno di questi corpi. La siringa espositiva è stata concepita come rappresentazione stilizzata del mondo nilotico, poiché le 6 statue terrorizzavano gli egizi rispetto alla natura del Nilo, no? Ho ritenuto che fosse interessante in questo allestimento creare una stilizzazione di questo mondo. Ecco, questo è diciamo l'edificio incastonato nell'edificio del porticato, quindi con le colonne, vedete, imprigionate dentro. Eccole qua, le colonne sono queste, vedete, sono imprigionate in questa greca, quindi questa greca imprigiona le colonne e crea le nicchie in cui inserire le statue. Ecco, e qui vedete l'inizio di questo lungo percorso di accesso alla sala espositiva. Qui siamo nella biforcazione. Quindi noi siamo entrati da qui, abbiamo girato, poi rigiriamo e poi continuiamo a girare. Ecco, questo è l'ultimo tratto di questo percorso. È inutile dire che tutta la tramatura di pannelli in legno riprende tramature rilevate dalle tombe egizie della Valle dei Re. C'è questo riferimento, a me nessuno vede, perché, però c'è. Ecco, e questo è il primo schizzo della sala interna con l'idea di questo mondo nilotico, di questo paesaggio nilotico. Eccolo qui. Una grande parete in gesso, 100 pali, alcuni penduli, altri invece che partono da terra e arrivano al soffitto. Ecco, e lì le sekhmet inserite nelle nicchie tra colonna e colonna, che guardano, diciamo, questa è una sorta di fronte architettonico e questo è un fronte governato dal paesaggio. Ho voluto questo teschio di ippopotamo, perché l'ippopotamo era uno degli animali adorato dagli egizi, insieme al coccodrillo, animali nilotici. E questi elementi qui alludono sempre in maniera stilizzata alle pozze d'acqua residue, diciamo, dell'inondazione. E qui alla fine l'ultima saletta in cui c'è finalmente il mondo egiziaco di Pompei, cioè quello dei souvenir d'Egitto.
scarabei, statuine, cose, perché anche allora c'era il turismo, no? Quindi si andava ad Alessandria, si compravano dai cose, c'è tutte queste cose e si portavano a Pompei. E questa è la vetrina nella quale sono esposti, vedete, questi minuscoli oggetti. Vetrina che incarna anch'essa l'idea della verticale, che è il grande apporto dell'Egitto alla cultura occidentale. Bene, io mi fermo qua, sono stato anche lungo.